Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi alla 17ª lezione di Radiestesia Basic. Oggi vedremo come controllare l'equilibrio dei chakra e le varie energie che ci entrano e ci escono e poi di dargli una possibilità di riequilibrio chakra per chakra. Però prima di fare questo il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi nel canale del Degara Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram, dove il 20:30 ogni lunedì c'è un percorso esoterico tenuto da Il Degara Marietto Veneziano. Poi vi ricordo anche l'appuntamento col vostro Marietto al mercoledì alle 20:30 su sempre il canale del vostro Marietto, in cui dà risposte dalle 20:30 alle 21 gratuite col pendolino. Ogni tanto c'è anche l'intervento di Hildegarda come supporto con le sibille. Bene cari amici, passiamo alla lezione di Radiestesia Basic. Capita alcune volte che bisogna controllare un po' i nostri chakra. E quindi cosa succede? Succede che noi ben volentieri alcune volte dovremmo in un certo senso dargli una controllatina. E qui oggi il vostro Marietto prende l'occasione per iniziare questa pillola, questo percorso di controlli chakra. E il PDF completo si trova nel sito alcapitano.altavista.org ed è gratuito a tutti questi circuiti che voi vedrete oggi. Però prima di iniziare il vostro Marietto vi chiede di, come si suol dire, scaricare questo quadrante radiostesico per la valutazione, per testare se questo percorso che noi faremo insieme va bene per voi. Vi ricordo che usa sempre un pendolino di ottone con questa caratteristica molto importante, cioè quella di poter inserire un testimone. Vedete, non tutti i pendolini hanno questa qualità e questa peculiarità, e quindi però se uno è abituato a usare un pendolino di legno, un pendolino di pietra o di, come si dice, di altro materiale, va benissimo. Io mi trovo bene con quello di ottone per il semplice fatto che riesce a seguire meglio la scia energetica di una persona umana, di un essere umano. Bene, quindi mettiamo qui il nostro testimone, che ripeto può essere una fotografia o un nome scritto su un pezzo di carta col cognome e la data di nascita, oppure qualcosa di biologico, tipo un pezzo di unghia, un capello, oppure un batuffolo imbevuto dalla saliva della persona. Quindi chiediamo se questo percorso va bene per noi, questo studio di oggi, questa pillola. E il pendolino ci dice di sì. Faccio sempre questo esempio perché voi ogni volta che iniziate un percorso radionico, radiostesico, dovete sempre chiedere al pendolino se va bene per voi, perché alcune volte certi circuiti o certi quadranti non vanno bene. Bene, fatto questo, sicuri che funziona, andiamo al prossimo. E voilà. E vi presento il quadrante radiostesico per valutare i chakra. Vedete? Questo quadrante radiostesico l'ha creato il vostro Marietto Veneziano ormai 5 anni fa, più o meno, e lo si trova negli ebook gratuiti nel sito alcapitano.altavista.org o nei nostri gruppi Facebook del Degara Marietto Veneziano. Quindi mettete qui il testimone e vedete che qui a lato ci sono tutti i chakra. Quindi iniziamo col chakra radice, mettiamo qua, prendiamo il nostro pendolino e chiediamo com'è il chakra radice. Il chakra radice in questo momento diciamo che è favorevole, quindi non ha bisogno di un trattamento. Passiamo al secondo chakra, il chakra sacrale. Mettiamo il dito sul chakra sacrale e via, e vediamo che è decisamente negativo. Vedete? Poi passiamo al chakra solare. Vediamo come il chakra solare e via, è discreto. Poi passiamo al chakra del cuore. Il chakra del cuore è sufficiente, vedete cari amici? E via così fino alla fine. Fatto questo, ipotizziamo che il nostro chakra, quello un pochettino sotto, era il chakra sacrale. Andiamo a cercare nel nostro book i vari chakra, vedete, e voilà, e questo qui ce l'abbiamo già. Guardate che
intuizione, abbiamo già il chakra sacrale col numero cosmico, trovate il vostro maledetto veneziano per riequilibrare il chakra. Vedete? Ci sono i vari circuiti con i vari chakra, vedete? Con la possibilità, a dipendenza dei vostri squilibri, di riattivarlo, vedete? Armonizzatore, c'è terzo occhio e così via. Allora, la domanda che viene subito ai miei amici che mi seguono è anche quanto tempo devo lasciarlo sul chakra perché si armonizzi, scusate. E quindi a questo punto qua entriamo in campo con il prossimo circuito. Quando abbiamo visto qual è il chakra che deve essere, come si suol dire, armonizzato, prendiamo il nostro quadrante radiostesico per la valutazione l'ora, testimone, e chiediamo quante ore deve stare ad esempio sul circuito radionico per armonizzare, vedete, e ci dice 7 ore. Vedete? Quindi prenderemo il nostro chakra, il nostro armonizzatore per il chakra sacrale, posizioneremo qui il nostro testimone, prenderemo il pendolino, vedete, e lo valorizzeremo, facendo così, vedete cari amici, a questo punto lo lasceremo per quasi 7 ore in un posto sicuro. Quindi vi ricordo i 3 step da fare, così che la cosa è chiara. Il primo step è sempre chiedere al pendolino se questo percorso, questo aiuto può andare bene a livello vibrazionale, va bene per noi. Il secondo step è cercare col pendolino e il testimone piazzato qua quale dei chakra è in disordine o ha bisogno di un equilibrio. Quando si è scoperto i vari chakra, si prende il quadrante radiostesico per la valutazione dell'ora, si chiede quante ore devono rimanere sui vari circuiti radionici se ci sono più chakra, e poi dopo prendiamo i nostri chakra e i nostri armonizzatori di chakra, vedete? E nel PDF che il maledetto ha fatto ci sono tutti, sì? Sono gratuiti, basta stamparli, basta avere una bella stampante a colori, e quindi le potete attivare o uno o a dipendenza un po' di come stanno i vostri chakra. Vi ricordo che questi circuiti o quadranti radiostesici si trovano tutti nel sito del capitano.altervista.org e sono gratuiti. Bene cari amici, questa breve lezione 17ª, e quindi vi invito anche ad andare a vedere le 16 che ho fatto prima. I circuiti si possono sempre scaricare nel sito capitano.altervista.org e anche nel canale di Degare Maledetto Veneziano o su Facebook, sul gruppo di Facebook, e eventualmente, se avete anche voglia, potete venire alle 20:30 nel canale di Telegram nei Magici Arcieri Bertoldini a iscrivervi, che è gratuito, per seguire un corso di esoterismo con il vostro Hilde, il vostro Marietta. Grazie cari amici, e alla prossima, ciao!